anche in Inghilterra, perché anche in Inghilterra abbiamo una bella comunità che proviene dalla Somalia, formata da italiani, italo-somali e somali che ci aspettano. Vabbè, allora approfitto dell'occasione per dirvi che io sto concludendo il mio lavoro di tesi. Siccome il mio lavoro, sono laureato in antropologia, faccio delle interviste fondamentalmente. Per chi avesse il piacere, insomma, io sarei grato e felice di incontrarci Questa è la di sentirci dei giovani di oggi. lavoro. Voglio che tutti ti conoscono per la tua grande L'anno scorso però è stato 2 giorni di una mostra dedicata alle mamme somale, gentilmente ospitata dalla signora Ruqia Osman, che oggi ci ha fatto la sorpresa di essere presente ed è la presidente dell'AUSE. Adesso io chiamerei anche la signora Ruqia Osman, che ci ha ospitato a Campi Bisenzio l'anno scorso, perché ha vissuto ed è stata emotivamente coinvolta da quella mostra e ha vissuto quello che è stato. La seconda volta che vengo a questi incontri, l'anno scorso eravamo da Rudia e mi ha fatto molto piacere, è la prima volta che venivo a un tipo di questi incontri. Io sono qua in Italia da 6 anni, da 7 anni, abito a Spezia, lavoro e ringrazio tutti a voi e tutti, anche la Giovanna che ci sentiamo ogni tanto e anche Antonio che ho conosciuto l'anno scorso, però ci siamo visti in quest'anno, ci siamo visti più di 5 volte e sono molto contenta di conoscervi anche voi. Grazie. Adesso cedo la parola a Ruqia che l'anno scorso ci ha ospitato, ha preparato il pranzo etnico, ha fatto preparare, ci ha ospitato nel circolo dove era la sede della sua associazione e in più il pranzo è stato organizzato in un secondo circolo che li ospitava. Io darei la parola alla signora Ruqia Osman, che è anche lei molto impegnata per il dialogo tra i popoli e non si ferma solo alla Somalia e all'Italia. Grazie Giovanna, grazie a tutti voi. Assalamu alaikum. La Lega Hada o Somalia Mobilava, chiedo scusa, inizierò in somalo, anche perché vedo la maggior parte di voi parlate in somalo. Alhamdulillah. Wa Rabbil Alamin. Hooyooyin keena allaha u naxariisto, waalideynteena allaha u naxariisto. Amiin, amiin, amiin. haddii aad awoodiin ood xasuusataan hal faatixa ha loo akriyo waalidiinta. Bismillahi raxmaani raxiim. Amin, Allah aqbalo. Ho fatto soltanto una piccola preghiera alle nostre mamme che non ci sono più, i nostri papà non ci sono più, chiunque musulmano, chi non lo è, comunque la preghiera è per tutti. Arriva sempre a Dio. Certo. E non vi voglio rubare tante cose perché poi comunque tanti dovranno dire l'associazione CIS. Volevo soltanto ricordarvi e raccontarvi una piccola storia. Io torno da poco dalla Somalia, circa una settimana fa. È cambiato completamente. Tutti in diaspora, noi ci chiamiamo la diaspora, sono tornati a casa e voi non dovete avere paura di tornare, hanno bisogno di voi, hanno bisogno di noi, dobbiamo ricostruire la nazione perché la Somalia oggi non ha più paura, non ci sono più i terroristi al-Shabaab, li abbiamo cacciati. Non so se l'avete visto, il nostro presidente, il professor Hassan Sheikh Mahmoud, ha già fatto è in divisa verde, non so chi di voi ha visto, no? Insieme il figlio è al fronte a cacciare, non solo i militari a cacciare
i terroristi, perciò hanno bisogno di noi. Ha già conosciuto una buona parte di voi a febbraio quando è venuto a Roma, ha incontrato con il comitato, ha incontrato con la Presidente e tutti voi. Ha bisogno la Somalia, noi dobbiamo tornare a casa, noi dobbiamo ricostruire la nostra casa. Hanno bisogno, tutti voi credo che ognuno di voi ha un terreno, una casa dove è nato, a Melka, a Jowhar e a Baidoa, Kismayo. Io sono stato un po' che dice Kismayo, sono due posti bellissimi, oggi si può dire 100% tranquille, da diversi mesi per fortuna. La stanno andando e speriamo da qui a fine anno avere la vittoria totale, che la Somalia sia libera dall'Al-Shabaab. E là erano così, inshallah. Questa è la prova di cui parlavamo prima, no? L'unione fra l'Italia e la Somalia e tutti noi che siamo nati e cresciuti lì, indistintamente. E qua c'è un rappresentante della famiglia Del Bon che molti di voi conoscevate perché era una famiglia storica di Mogadiscio, e lui è Alessandro Del Bon, che vorrebbe dire qualcosina anche lui da questo, per noi, per voi, per voi. Due parole in mezzo. Ciao a tutti. Quanto si vede sono emozionatissimo perché mi trovo a parlare spesso a persone. Volevo solo dirvi che io la Somalia me la porto dentro da quando ero bambino, ce l'ho tatuata su una gamba e tutti i giorni quando mi sveglio la mattina la accarezzo perché la parlo tra parte di me. Sì, ogni tanto è così. E niente, volevo solo dirvi grazie per questa possibilità di poterci incontrare ogni tanto. Mi fa piacere tornare indietro di qualche anno, vedere facce amiche, facce nuove e condividere con te questo piacere che ho quando capita l'occasione con voi di qua. Grazie a voi, grazie. Adesso abbiamo Tiziano, è vero, e abbiamo la mamma di Alessandro, che lei sicuramente custodirà memorie più belle delle nostre, migliori. Venga signora, la prego. Molto storica della Somalia. Che siamo fischia. Ogni volta che vengo a queste riunioni mi emoziono tantissimo. Brava! Ti chiedere! Mi fa piacere che sicuramente lo ricorderanno perché è stato 40 anni in Somalia ed era un'istituzione. Io sono stata sua moglie dal 70 fino al 99 quando è morto, ma ricordo sempre quei giorni trascorsi in Somalia che sono stati i più belli della mia vita, perché ero più giovane, perché ho conosciuto un sacco di gente simpaticissima. Io lavoravo in banca, quindi avevo tutti i colleghi somali con i quali avevamo un rapporto bellissimo di amicizia, di affetto, di rispetto, molto gradevole veramente. Mi dà tristezza, diciamo così, adesso qua, perché purtroppo il tempo passa, ognuno di noi va per la sua strada aspettando chissà che cosa ci aspetterà dopo, ma sempre in attesa di raggiungere i nostri cari, i nostri ricordi per la nostra vita. Grazie. Bacione per tutti. Grazie, grazie. Angela Catere, Paola Sabriani. Ma come siete sempre presenti voi? Allora, loro fanno fatti e chiacchierano poco, però oggi le abbiamo costrette, almeno a Paola e Angela, a parlare. Quello che volete, senza piangere per favore, quello che volete. Grazie, quello che volete, vi prego. Non solo ringraziarvi, tutto lì, scusate, sto piangendo perché non ti vedo mandare in bagno. Allora, mi chiamo Angela Romagnoli Carter,
figlia di Halima Lungo. È brava così. E questa è la mia prima volta che sono venuta a questo incontro italo-somalo per incontrare la mia sorella Lidia, Giovanna, tutti quanti. Ho conosciuto un sacco di persone che ho mancato di vedere per 50 anni della mia vita, perché sono cresciuta in Italia e loro sono cresciuti in Somalia e poi sono andata in America e mi siete mancati da anni, da 50 anni. E non so più lacrime, mi dispiace. Ho pianto tutta la vita perché mi siete mancati. Sì. Il cuore è il più contento cuore del mondo oggi, anche la mia amica Nicole e mio fratello Edoardo Pagano, Nicole Blanch, mi hanno detto che oggi mi hanno visto la più felice persona del mondo. Grazie. Sì. L'unica cosa che mi rincresce tantissimo è di non aver vissuto con voi in Somalia. Per cui non è che non parlo la lingua somala. Sei qua, te la sto Sì, sì. presentando. E voi avete avuto il vantaggio di crescere con la vostra madre, io no, però ho trovato l'altra madre in Italia che mi ha voluto tanto bene, per cui non è stata una brutta esperienza. Grazie mille per avermi accolto a questo incontro. Buonasera, buongiorno a tutti. Mi ha adulato un po' troppo, un grande pittore. Io sono semplicemente uno che ha una passione e suggerisco a tutti quanti, se avete una passione seguitela, perché la cosa più importante è seguire la propria passione. Se avete la passione del canto, cantate; se avete la passione del lavoro, lavorate; se avete la passione della correre, correte; dello sport, fate quello che voi fate. Io ho sempre avuto la passione da giovane di quello che riguardava il design, il disegno, e tramite l'associazione io ho cercato di fare dei lavori che mi hanno reso contento e hanno fatto felice tutti i nostri. Allora, guardi, i miei padri sono difficili da spiegare perché fanno parte. Il mio suggeritore ve lo presento. Questo è il mio Nuova, e siamo una grande famiglia e da oggi possiamo nuovamente uscire e andare ad abbracciare chi sta fuori e dire che si può, c'è posto per tutti e si può, se si può. Un'ultima cosa. Sono 4 anni e mezzo che abbiamo ufficializzato la nostra associazione, perché ognuno di noi del direttivo lavorava in maniera personale, faceva testimonianza e partecipava a tutti gli eventi per dare continuità a quello che è stata la nostra esperienza, la nostra vita e le nostre origini. Poi il caso ha voluto che ci siamo incontrati e adesso insieme ufficialmente stiamo continuando. Tutti sapete, siete informati, no, qual è il nostro percorso. Non ci occupiamo di politica perché ognuno di noi ha delle proprie idee politiche e facciamo cultura, però siamo sensibili anche agli eventi sociali, laddove è possibile. Noi ci autofinanziamo e ringraziamo persone che vogliono rimanere anonime qui presenti, che vengono da molto lontano, che spesso quando si tratta che bussiamo alla loro porta per dare degna sepoltura a qualche sorella e fratello nostro, sono i primi presenti e sono presenti in maniera congrua. Una certa persona si arrabbia se faccio il suo nome, non vuole, però la voglio ringraziare, abbracciare. Pure un'altra persona, ce ne sono molte di persone, sono presenti qua tra noi, e ringrazio anche chi è assente che ci aiuta e ci sostiene. Grazie.